Enzo Biondo, oggi un crocevia di giornalisti siciliani, vengono da tutte le province e probabilmente non è da tutti i giorni vedere manifestazioni del genere. Assolutamente no, poi te lo dice uno che ormai si è avviato ai 40 anni di attività e devo dire che il nome stesso di Piero Anastasi, sai, è una sorta di calamita per forza, perché è stato, credo, che abbia incarnato più di tanti altri la nostra voglia di emergere, perché è un siciliano negli anni 60 che è arrivato alla Juve. Io ricordo tante cose di Pietro, ma una cosa non la dimenticherò mai. Juventus-Lazio, a metà anni 70, lui in panchina, entra all'84esimo sul punteggio di 1-0, la partita finisce 4-0, tripletta di Pietro Anastasi. Credo che sia stato un mito e il suo ricordo è bello che chi organizza questo tipo di manifestazioni lo rinnovi, perché lo merita ampiamente. Ci sarà un giorno un nuovo Pietro Anastassi, secondo te? La vedo complicata per tanti motivi, perché come purtroppo ben sappiamo i settori giovanili sono penalizzati anche dalle nostre squadre. Io parlo per la mia esperienza, ma non soltanto della provincia di Trapani, ma anche di Palermo, eccetera. È difficile, però mai dire mai. Trapani c'è entusiasmo. Sì, devo dirti che c'è un doppio entusiasmo, perché l'avvento del presidente Valerio Antonini è sembrato tipo, sai, come colui che ha accompagnato dalla Stella Cometa, perché in effetti lo sport trapanese era molto in difficoltà. Valerio Antonini, al di là dei risultati che sta ottenendo, ha riacceso la speranza, e per una città che non ha altro a cui aggrapparsi lo sport è l'elemento essenziale.